Massimo una dozzina al giorno, l'ufficio carte d'identità del comune di Favara, sito nella sede di via Beneficenza Mendola, rilascia giornalmente non oltre 12 carte d'identità elettroniche, tessere di plastica delle dimensioni di un bancomat che man mano andranno a sostituire il tradizionale documento cartaceo. Lo si legge tra i comunicati in evidenza sull'home page del sito istituzionale del comune di Favara, dove da poco è stato pubblicato l'avviso del responsabile del servizio Antonietta Moscato e del responsabile della posizione organizzativa 1 Giuseppe Calabrese, che informa l'utenza che verranno evase giornalmente solo 12 richieste di rilascio della carta d'identità elettronica. E intanto non mancano le prime lamentele da parte dei cittadini per i tempi troppo lunghi per l'ottenimento del necessario documento di riconoscimento. Segnalazioni ci giungono in redazione di cittadini che già alle 8 del mattino si presentano agli sportelli degli uffici per ottenere la tanto agognata carta d'identità, ma che non riescono nel loro intento in quanto il numero delle richieste, ovvero 12 totali, ha già superato il limite massimo. Gente che fa la fila dalle 6 di mattina, ci fa sapere un altro segnalatore, pur di riuscire a fare il documento. C'è anche chi lamenta di aver fatto inutilmente avanti e indietro da via Beneficenza Mendola per 4 giorni di fila, nella speranza di ottenere finalmente la carta d'identità elettronica. In molti casi, i toni dei cittadini, esasperati per questa situazione, sono decisamente accesi.